Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, nostro audio video giornale, edizione del mattino con gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con la notizia di cronaca perché sono rientrati nella tarda serata in Italia i feretri di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, l'ambasciatore italiano in Congo e il carabiniere in servizio al 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia di Gorizia, che sono stati uccisi barbaramente lunedì mattina assieme all'autista congolese Mustafa Milambo in un agguato mentre viaggiavano a bordo di un'auto dell'ONU nel nord dell'ex Zaire. L'aereo è atterrato poco dopo le 23 all'aeroporto di Ciampino. Ad accogliere le salme, in assenza di telecamere, il primo ministro Mario Draghi, i ministri della difesa e degli esteri Lorenzo Guerini e Luigi Di Maio, che hanno stretto in un ideale abbraccio i due servitori dello Stato e i loro parenti. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, come ha riferito il Quirinale, a causa di un disturbo vestibolare, è stato costretto ad annullare la presenza. I feretri sono stati accolti da un picchetto interforze e trasportati dai militari del 13° Reggimento Carabinieri prima di essere trasferiti all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Roma per l'esecuzione, che è in corso, dell'autopsia. Giovedì i funerali di Stato nei due paesi natali delle vittime. Cambiamo argomento per dire che nella giornata di ieri, dalla telefoto, bello della diretta anche questo. Allora, dicevo, nella giornata di ieri è stata data inizio per l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale delle vaccinazioni alle persone con disabilità. Da ieri, per una decina di giorni, oltre 1000 le persone afferenti ai servizi per la disabilità che saranno vaccinate su tutto il territorio aziendale, i punti vaccinali sparsi sul territorio, in modo da ridurre al massimo il disagio da spostamenti in area come quella udinese, vasta 8.240 km². Nel pomeriggio l'inizio delle vaccinazioni presso la comunità Pier Giorgio di Udine, che opera per il recupero della persona disabile e per il suo integrale sviluppo. La comunità infatti è aperta ad ogni persona portatrice di patologie invalidanti ed è una struttura di convivenza che richiama all'ambiente proprio di una famiglia. In questo contesto sono stati vaccinati gli ospiti della struttura per condizioni fisiche e caratteristiche che non erano trasportabili altrove e i frequentatori del centro diurno, una quarantina di persone in tutto. Da oggi saranno vaccinati anche gli ospiti e frequentatori degli altri servizi per la disabilità, dai diversi CSRE dell'Alto Friuli e dell'Udinese, le strutture San Ghial e San Maritan, fino alle strutture del camp nella Bassa Friulana, per arrivare a garantire la protezione di oltre 1000 persone.
Nuova linfa per la ricerca dell'Università di Udine. La Fondazione Friuli ha deciso di finanziare 3 progetti di ricerca dell'Ateneo, della durata annuale, sui temi strategici del cibo, dell'invecchiamento attivo e dell'intelligenza artificiale robotica. La presentazione dei progetti interdisciplinari Uni-UD Fondazione Friuli si terrà domani, giovedì 25 febbraio alle 12, nel Salone d'Onore del Rettorato a Palazzo Maseri, in via Gemona Udine. Saranno presenti e interverranno il rettore dell'Università Roberto Pinton, il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini e i 3 responsabili dei progetti, i professori Maria Cristina Nicoli, Gianluca Tell e Agostino Dovier. Restiamo in tema però con un'altra iniziativa, questa volta la risposta che le aziende possono dare all'emergenza legata al Covid-19 sviluppando nuovi modelli di business o nuovi modelli organizzativi. Questo è il tema scelto per la 6ª edizione del Laboratorio di Strategie Politiche per l'Azienda, un progetto del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine in collaborazione con Confindustria Udine, che vede studenti e imprese lavorare fianco a fianco per trovare soluzioni concrete e specifiche problematiche aziendali. In questa edizione sono stati coinvolti gli imprenditori e il top management di 6 aziende associate a Confindustria Udine, che hanno dato la propria disponibilità a interagire con gli studenti. Si tratta di Eurotech di Amaro, Molino Moras di Trivignano Udinese, Blue Energy di Udine, Nord-Est Servizi di Udine, Chito Shen Italia di Fusine e la Ralch Italia di San Giorgio di Nogaro. Il progetto ha visto coinvolti nell'organizzazione per Confindustria Udine Franco Campagna, linea consulenza ricerca e innovazione, agevolazione industria 4.0, e per l'Università di Udine Paolo Ermano, titolare dell'insegnamento, docente di economia internazionale, Eugenio Comuzzi, coordinatore del corso di laurea, professore di economia aziendale, e Andrea Moretti, professore di economia e gestione delle imprese. E con questa notizia chiudiamo qui la pagina del mattino in questa edizione flash. Per quanto riguarda per il momento è tutto. Vediamo appuntamento intorno alle 16:15 con la seconda finestra informativa odierna. Avremo anche un collegamento, anzi saremo presenti in quel di Moimacco per parlare delle iniziative legate a Villa de Claricini. Dunque vi diamo appuntamento alle 16:15 con la nostra diretta. Gli ulteriori aggiornamenti chiaramente in flash o break news, come va molto di moda in questo momento in lingua inglese, come sempre attraverso le nostre pagine social o attraverso il nostro sito internet. Grazie come sempre per la visione all'ascolto, un buongiorno a tutti e dunque appuntamento nel pomeriggio e, come si dice da queste parti, mandi e alla prossima. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano.
quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.